Immagina, donne che volano, poi si trasformano in corvi. Era realtà o un'illusione collettiva? Siamo nell'isola di Alicudi, Eolie, intorno al 1902. Gli isolani raccontano visioni incredibili, donne volteggianti, ali spiegate, poi diventano corvi. La scienza spiega. La segale infestata dal fungo Claviceps purpurea, il famigerato ergot. Quel pane conteneva acido lisergico, simile all'LSD. Antropologo Paolo Lorenzi ipotizza furono gli inglesi, commercianti di Malvasia e Assenzio, a introdurre il fungo sull'isola. In realtà, il pane lisergico era noto fin dai misteri eleusini dei Greci. Immagina, Alicudi, vittima inconsapevole di un racconto lisergico collettivo. Affascinato? Iscriviti, lascia un like e condividi per raccontare altri misteri della storia.